Ho visto mia madre in purgatorio. Rivelazioni della mistica Maria Valtorta. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di Maria Valtorta, terziaria dell'Ordine dei Servi di Maria, mistica, vissuta tra il 1897 ed il 1961. Maria Valtorta, nel corso della sua vita, ebbe tutta una serie di fenomeni straordinari. Le apparvero Gesù, Maria, gli arcangeli e addirittura Gesù e Maria le concessero la grazia di vedere molte scene che riguardavano la loro vita sulla terra. Inoltre sia Gesù che Maria hanno fatto a Maria Valtorta tutta una serie di rivelazioni contenute nei quaderni e hanno fatto fare a Maria Valtorta una serie di esperienze soprannaturali. Una di queste è la visita, la visione del purgatorio, in cui Maria Valtorta vide l'anima di sua madre, con cui ella non era mai andata d'accordo nel corso della sua vita. Ecco quanto scrive Maria Valtorta il 4 ottobre del 1949. Dopo tanto vagare attraverso il purgatorio, vedo mia mamma immersa tra le fiamme. Non l'ho mai vista nelle fiamme. Grido. Non riesco a reprimere il grido, che poi giustifico alla cara amica che mi assiste con una scusa per non impressionarla. La mia mamma però non è più così fumosa, grigiastra, dall'espressione dura, ostile al tutto e a tutti, come la vedevo nei primi 3 anni dopo la morte, quando, benché la supplicassi, non voleva volgersi a Dio, né mi pare annebbiata e mesta, quasi spaventata, come la vidi per gli anni successivi. Invece la vedo bella, ringiovanita, serena. Sembra una sposa nella sua veste non più grigia, ma bianca, candidissima. Emerge dalle fiamme, dalla vita in su. Le parlo, le dico: sei ancora lì, mamma? Eppure ho tanto pregato per abbreviarti la pena e ho fatto pregare. Stamane, sai, per il 6° anniversario della tua dipartita, ti ho fatto la Santa Comunione. Eppure tu sei ancora lì, ilare, festosa. Mia madre mi risponde: sono qui, ma per poco ancora. So che hai pregato e fatto pregare. Questa mattina ho fatto un gran passo verso la pace. Ringrazio te e la suora che ha pregato per me. Oh, ricompenserò poi, presto. Fra poco avrò finito di purgarmi. Ho già purgato le colpe della mente, la mia testa orgogliosa.
Poi quelle del cuore, i miei egoismi, erano le più gravi. Ora espio quelle della parte inferiore, ma sono un'inezia rispetto alle prime. Le dico: ma mamma, ma quando ti vedevo così fumosa e ostile, non volevi volgerti al cielo? Ah, ero ancora superba. Umiliarmi? No, non volevo. Poi è caduto l'orgoglio. E quando, mamma, eri così triste, eh, ero ancora attaccata agli affetti terreni e tu sai che non era un attaccamento buono, ma capivo già. Ero triste per questo, perché capivo ora che non c'era più colpa di superbia, che avevo amato male Dio, volendolo mio servo, e male avevo amato voi. Non ci pensare più, mamma. Ora è passato. Sì, è passato. E se sono così, ti ringrazio. È per te che sono così. Il tuo sacrificio mi ha ottenuto il purgatorio e fra poco la pace. Quando, mamma? Quando la pace? L'anno prossimo? Oh, prima, prima, presto, presto. Allora, mamma, non ci sarà più da pregare per te. Prega lo stesso, come se io fossi qui. Ci sono tante anime di ogni specie e molte di madri dimenticate. Bisogna amare e pensare a tutti. Ora lo so, tu sai pensare a tutti, tu sai amare tutti. So anche questo ora e lo capisco ora che è giusto. Ora non imbastisco più il processo a Dio. Ora dico che è giusto. Allora, mamma, tu prega per me. Eh, prima ci ho pensato a te. Vedi come ti ho conservato la casa? Sai, ma ora pregherò per la tua anima e perché tu sia felice e tu venga con me. E papà? Dov'è papà? In purgatorio. Ancora? Eppure era buono. Morì da cristiano, con rassegnazione. Oh sì, era buono, più di me. Ma è qui. Dio giudica diversamente da noi. Ha un modo tutto suo di giudicare. Ma come mai papà è ancora in purgatorio? Eh, ci resto male. Lo speravo in cielo da un pezzo. E la mamma, e la mamma di quella mia cara amica, sai? Sì, sì, ora so. Prima il mio carattere mi impediva tante cose e di vedere e di capire tanto. La mamma della tua amica è fuori di qui da tanto, tanto tempo. E la mamma
di quell'altra mia amica, sai, so, noi, noi anime del purgatorio sappiamo tutto. Certo, conosciamo e sappiamo meno bene dei santi, ma sappiamo. Quando io scendevo qui, la mamma della tua amica ne usciva. Vedo il lingueggiare delle fiamme e mi danno pena. Le chiedo: soffri molto, mamma, per quel fuoco? Ora no. Ora ce n'è un altro più forte che non fa quasi sentire questo. E poi quell'altro fuoco dà voglia di soffrire, ed allora il soffrire non fa male. Io non volevo mai soffrire, lo sai. Sei bella, mamma, ora. Sei come ti volevo. Se sono così, lo devo a te. Quante cose si capiscono quando si è qui. Si capiscono sempre di più. Ci si purifica dell'orgoglio e dell'egoismo. Io ne avevo tanto, tanto. Non ci pensare più, mamma. Ci devo pensare, figlia mia. Addio, Maria. Addio, mamma. Vieni presto a prendermi. Oh sì, quando Dio vorrà. Io, Maria Valtorta, ho voluto segnare questo perché contiene insegnamenti. Dio punisce prima le colpe della mente, poi del cuore, ultime le debolezze della carne. Bisogna pregare come fossero nostri parenti per i purganti abbandonati. Il giudizio di Dio è ben diverso dal nostro. I purganti capiscono ciò che non capivano in vita perché pieni di se stessi. A parte il dispiacere per papà, sono contenta di averla vista così serena, lieta anzi. Ah, povera, povera mamma.